Lunedì 1 luglio 2019 alla Palazzina Uzielli di Vinci si è conclusa a pochi minuti l'inaugurazione di una interessante mostra collettiva d'arte contemporanea dedicata, e non poteva essere altrimenti, essendo a Vinci, essendo programmata nel 500° anno dalla scomparsa del grande Vinciano, non poteva che non essere dedicata a Leonardo. I protagonisti sono gli artisti di Ali, artisti liberi indipendenti, un'associazione culturale e artistica che i nostri telespettatori ben conoscono, oggi rappresentata da Oriella Francini, che ne è il presidente, e da tanti artisti, sono 53, che hanno reso omaggio a Leonardo da Vinci qua proprio a 2 passi dalla sua casa natale. Coordinatore dell'evento Claudio Caioli, che ovviamente qui gioca in casa, essendo non solo pittore ma anche residente da tantissimi anni nella vicinissima Cerreto Guidi, e avendo spesso preso in carico l'organizzazione di mostre d'arte. Questa mostra è stata qualche settimana fa nel Circolo Ghibellino di Empoli, sodalizio del quale Claudio fa parte. Claudio ha proposto di portarla proprio qua nel cuore della città, che era nel cuore di Leonardo. Gli artisti di Ali hanno accettato l'invito e oggi, pur essendo caldissimo, essendo un pomeriggio di giorno feriale, molti sono arrivati da ogni parte della Toscana per rendere omaggio a Leonardo e per condividere la gioia di esporre un'opera a lui dedicata, alla sua grandezza infinita. Sì, questa che è una mostra itinerante che è partita dal bellissimo santuario di San Galgano. Quando l'ho vista a Empoli, per forza mi è venuto l'idea di portarla nel luogo più consono a questa mostra, data che era dedicata a Leonardo, portarla a casa di Leonardo, a Vinci. Ho fatto questa proposta al gruppo Ali, che sono stati entusiasti di partecipare a Vinci, e così è stato. È una bella mostra, ricca di spunti, sì, di omaggi, qualcuno esplicito, qualcuno più recondito, certo, a questo multiforme genio dell'umanità. Sì, inoltre poi era anche dedicata ci sarà anche qualche quadro dedicato alla Luna, perché c'era... Ricordiamolo, chi ha visto il nostro precedente servizio realizzato qualche mese fa all'interno dell'abbazia di San Galgano, ricorderà che la mostra, il cui titolo è Luna, ovvero Leonardo, Universo, Noi al Lunaggio, e molti quadri sono testimonianza del 50° dallo sbarco dell'uomo sulla Luna. Non è il primo progetto di Ali, perché io direi di scippare uno slogan di una famosa compagnia petrolifera che diceva: con api si vola, noi possiamo dire con ali si vola, perché questo qual è? Il quinto, sesto volo? Questo è il quarto volo. Questo è il quarto volo. Abbiamo cominciato con 70 anni della Repubblica, poi abbiamo affrontato la figura di Don Milani. L'anno scorso il 68 e quest'anno la Luna con l'acronimo Luna, Leonardo, Universo, Noi e al Lunaggio. Però quella di quest'anno vale doppio, perché c'è l'omaggio allo sbarco dell'uomo sulla Luna e l'omaggio forse a uno delle persone più intelligenti che abbiano calpestato questo pianeta. Certo, abbiamo una persona in Leonardo che effettivamente unisce sia l'arte che la scienza, perché le usa l'una a servizio dell'altro. Lui studia gli alberi, studia la natura, perché poi la vuole conoscere per usare bene nella pittura. Ovviamente non possiamo far partecipare a questo breve servizio i 53 artisti, però ci sono qui 2 protagonisti della mostra, alle quali vorremmo chiedere, intanto presenta le nostre... Presenta Sandra Sembianti, che ormai è diversi anni che è con noi, mentre abbiamo Roberta Cali Agostini, che invece è il primo anno che è con noi. Allora, io vorrei chiedervi, non è facile partecipare alle mostre collettive a tema, è molto più semplice, sbrigativo partecipare con un quadro che si ha già in studio, però questi progetti richiedono anche un impegno anche abbastanza lungo da parte di chi partecipa. Voi cosa avete trovato di stimolante in queste proposte del vostro gruppo? Io stimolante perché considero moltissimo l'associazione Ali,
Io vengo da un'altra regione, ho avuto tante esperienze anche all'estero e veramente ho trovato un'associazione con una presidente e dei collaboratori veramente a livello europeo. Allora, invece tu come ti sei calata in questo progetto in particolare? Non so se eri presente anche nei precedenti, non me lo ricordo più. La prima volta ho conosciuto Cristina, una diciamo socia del gruppo direttivo, durante una mia visita a San Galgano. E sono rimasta colpita dalla farfalla, che è simbolo di questa associazione, perché amo molto la farfalla, che è un simbolo di morte e rinascita, e quindi mi ha colpito anche di libertà, vero? Di libertà, sì. Mi ha colpito questa loro sensibilità nello scegliere questo simbolo per questa associazione, e anche il nome Artisti Liberi Indipendenti, perché richiama sempre alla libertà della farfalla. E come diciamo artista emergente trovo che certe volte è difficile trovare spazi per esporre, soprattutto pubblici, se non ci presenta qualche associazione, e anche privati certe volte, perché esporre con le gallerie non è sempre così semplice, certe volte può essere dispendioso. Quindi è bello che gli artisti si uniscano insieme in un'associazione così veramente ineccepibilmente organizzata, volenterosa, professionale, come si è dimostrata per me questa associazione, per trovare degli spazi per incontrarsi, confrontarsi su temi comuni, parlare insieme di arte, perché l'arte veramente ha il potere di ridarci la vita e di salvarci la vita. Il vernissaggio della mostra è stato impreziosito da un valore aggiunto rappresentato dalla presentazione del libro Leonardo il genio universale, edizioni Scramasax, autore Luca Giannelli, un personaggio che non ha bisogno di essere presentato ai nostri telespettatori, poliedrico ed eclettico, intellettuale fiorentino, artista, pittore, editore, scrittore e tante altre cose. Grazie. No, è stato per me emozionante intanto vivere questa atmosfera di questa associazione che ammetto non conoscevo e trasuda di entusiasmo e soprattutto di voglia di fare e soprattutto di difendere questa autonomia bellissima è essere artisti. D'altronde siamo nella casa natale forse oltre al genio universale degli artisti, perché Leonardo fin dalla nascita ha cominciato a disegnare con i suoi taccuini, ci ha regalato dei capolavori, si è intestardito con le sue tecniche di ricerca particolare, la tempera grassa, l'encausto, purtroppo alcune cose gli sono andate anche male, ma ci ha regalato dei capolavori, basterebbe citare il Cenacolo di Milano su tutti, e soprattutto poi ci ha regalato una sua esistenza, e io in questo libro ho cercato in maniera divulgativa ma molto semplice di raccontare dalla nascita fino alla morte al Castello d'Amboise, nel mezzo tantissime storie e tantissime vicende. I telespettatori che in questo momento saranno incuriositi dalla pubblicazione, vorranno magari da domani andare a cercarla, dove potranno reperirla? Ma ormai da diversi mesi si sta andando verso la tiratura esaurita, però alcune copie le possono trovare o scrivendoci direttamente a noi, Scramasax Ideazioni, via Guglielmo Pepe 39, Firenze.